una mattinata così che eravamo tutti felici e tranquilli con una chiamata. Perché c'era troppo sole, lavorava in cantiere, gli ha avuto un colpo al cuore. Perché voleva che veniva al lavoro, ha chiamato mia madre e gli fa: io sto arrivando a casa per prepararmi il pranzo che per mezzogiorno, cioè per l'1-2 io sarò là. Trova il coraggio di raccontarci chi era suo padre, Salah Hait El Ajam, mentre continua il pellegrinaggio di amici nella casa di Bessica di Loria di Ibrahim Hait El Ajam, l'artigiano 47enne morto lunedì poco dopo mezzogiorno a San Lazzaro di Saven nel Bolognese. Titolare della Veneto Pavimenti, Ibrahim stava finendo il lavoro nel cantiere del parcheggio di una scuola quando si è accasciato a terra all'improvviso. Inutili soccorsi, il suo cuore si è fermato. A Bologna in quei minuti si registravano i 38 gradi. Un uomo giusto e amato, Brahim, molto stimato anche come imprenditore. Era molto apprezzato, sempre stato molto onesto con le persone, sempre fatto il suo lavoro fatto bene, come si deve, mi ha sempre insegnato che le cose per cui fa agli altri, lui li fa bene, così se lui chiama gente a casa nostra per fare qualche lavoro, vorrebbe che lo facessero bene anche loro. Il fratello ci racconta di aver perso un padre, un cugino ne ricorda la grande generosità. A Bessica di Loria viveva con la moglie e 3 dei 4 figli. Avevano votato anche il referendum per il lavoro, ricorda Salam. Siamo andati a votare tutti e tre al referendum. Purtroppo i referendum sul lavoro non sono stati promulgati. Vicino alla famiglia anche l'amministrazione comunale di Loria, così il sindaco. Brahim era un noto e stimato artigiano, lavorava nel settore dell'edilizia e anche la sua numerosa famiglia qua aveva molti, diciamo, pure estimatori perché si sono integrati benissimo nella nostra comunità. A Bologna è stata aperta un'inchiesta e la famiglia aspetta per poter piangere Brahim, la cui salma riposerà in Marocco. Ci sono tante persone qua per lui che gli hanno sempre voluto bene, che sono sempre state vicine a lui come lui a loro. E niente, Dio l'ha voluto e l'ha portato via con lui.